Baby Gang trevigiana a Jesolo, in un video i ragazzi si vantano della spedizione punitiva, poi con una lettera contrattaccano, hanno aggredito uno di noi, la replica del bagnino picchiato, la loro è stata un'azione premeditata. Intanto il questore di Venezia conferma la linea dura e annuncia provvedimenti concreti per i maggiorenni del gruppo. Drammatico incidente nel pomeriggio a Casale sul Sile, tredicenne in bicicletta travolta da un'auto, la ragazzina gravissima in ospedale. Via Pisa, controlli a tappeto dei vigili urbani questa mattina dopo le ripetute segnalazioni di degrado nell'area del grattacielo. Il sindaco Conte è una bomba sociale. Autonomia, domani il Consiglio dei Ministri in cui il Premier Conte si è impegnato a portare le istanze del Veneto, vigilia movimentata dallo scontro a distanza tra il governatore Zaio e il ministro per il Sud, la grillina Lezzi. Firmata a Treviso dai capoluoghi veneti un protocollo d'area per una comune lotta all'inquinamento che deve coinvolgere, dicono, anche i comuni minori. A settembre partirà il cantiere per i lavori di Santa Maria del Rovere, l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese conferma ha trovato il sistema per salvare gli alberi. A Vedelago è iniziata l'estate musicale, una serie di concerti ed iniziative nei posti più suggestivi del comune. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli. Torniamo a parlare in primo piano dell'aggressione della Baby Gang trevigiana ai Bagnini a Jesolo. In un video i ragazzi si vantano della spedizione punitiva, poi con una lettera inviata a Treviso Today contrattaccano, hanno fatto sanguinare uno di noi, anche loro devono pagare, scrivono. L'addetto al salvataggio replica fermo, invece è stata una decisione la loro premeditata e violenta. Dopo l'aggressione in spiaggia ai danni di 3 bagnini emergono nuovi dettagli. Da una parte un video nel quale i ragazzi si vantano della spedizione punitiva, parole le loro che non lasciano adito a nessun dubbio. Jesolao, show bagninao, basta bagnini, basta. Ehi bagnini, torna a piangere! Licenziato! Sei in ospedale adesso, fame del merda. Poi però arriva anche una lettera inviata a Treviso Today nel quale uno dei ragazzi presenti alla rissa contrattacca raccontando come siano stati loro per primi vittime di un'aggressione, affermazioni che tuttavia cozzano con le parole di beffa nel video. Questa una parte della lettera. Un nostro amico si era addormentato sul pontile e faceva fatica a risvegliarsi nonostante i bagnini provassero a farlo spostare. In seguito hanno iniziato ad aggredirlo fino a farlo sanguinare e mi sembra più che naturale che dei ragazzi che vedono un loro amico in tale situazione intervengano. Poi i ragazzi chiedono che vengano puniti anche i bagnini, accuse alle quali replica con rabbia Paolo Coppo, uno dei bagnini picchiati. Abbiamo tentato di far spostare un ragazzino steso in una zona vietata. Questo qua ha incominciato a mandarmi a quel paese, sono un coglione e tutto quanto. Vabbè, sono cose che siamo un po' abituati e non diamo più peso a queste cose qua. Si è cambiato perché aveva un paio di pantaloni su un altro e quando mi è passato davanti mi ha sputato sui piedi. Ha fatto un altro passo, ha fatto un altro sputo e ha fatto un altro passo e ha sputato contro la torretta. E ripeto, in un modo non perché aveva voglia di sputare, perché lui voleva denigrarci, voleva creare zizzania, in poche parole. A quel punto mi sono avvicinato e gli ho dato una spinta sulla spalla. Ho detto, la finisci? La finisci? Quando ho fatto questo, lui per tutta risposta si è girato e mi ha dato un pugno. Logicamente là io ho reagito. Poi l'aggressione vera e propria. A me sinceramente dispiace di quello che è successo. Per me prima di tutto perché ho preso una fracca di botte che potevo rimanerci secco. Parliamoci chiaro, la cosa è andata così, è andato bene tutto quanto, però ci potevo fare tranquillamente il morto. Perché loro non hanno mirato il mio corpo, loro hanno mirato la mia testa. Un'azione violenta e premeditata continua e rigetta anche l'accusa di razzismo lanciato da alcune famiglie dei giovani. Visto che parlano di razzismo, che nel mio gruppo di lavoro c'è un bosniaco, un senegalese e un marocchino, visto che siamo razzisti. La lettera chiude così. Ripeto, noi abbiamo sbagliato, ci siamo comportati da immaturi e irrispettosi, ma non bisogna colpevolizzare solo e soltanto noi. Paolo Coppo chiude così. Io i ragazzi, onestamente, posso dire che li ho anche già perdonati, perché non ha senso stare qua a fare guerra su guerra, perché alla fine, però è giusto che paghino quello che hanno fatto. Intanto il questore di Venezia, che venerdì sarà a Jesolo, conferma la linea dura e a commercianti e operatori del turismo chiede di creare
una rete di informazioni per agire tempestivamente. Tutti i maggiorenni di Treviso, sicuramente individuati, non potranno mai più venire nel territorio veneziano per i prossimi 2 anni. Linea dura. Il questore di Venezia raccoglie virtualmente l'appello delle istituzioni di Jesolo e presenta il conto. Daspo di 2 anni dalla provincia di Venezia, pronto per i maggiorenni della baby gang in via di identificazione, quella accusata del violento raid punitivo contro i bagnini nella zona di Piazza Trieste. Maurizio Masciopinto non si sbilancia sulle indagini in corso, ma fa capire come dalle risultanze la trentina dei ragazzi fosse composta di elementi più grandi e più piccoli, con i primi forse a trainare il gruppo. Ma anche per i giovanissimi ci saranno conseguenze. Per i minorenni scatteranno altre misure di monitoraggio delle loro famiglie, dei sistemi integrati, verranno attivate anche le competenze di natura sociale, fermo restando l'attività investigativa, ma quella è competenza dell'autorità giudiziaria. Il questore promette pugno di ferro, come è accaduto a Mestre e Venezia per gli analoghi allarmi recenti, ma sa anche che sul litorale con l'estate il problema si potrebbe ripresentare più volte. Ecco perché venerdì guiderà un vertice proprio a Jesolo, in commissariato, per incontrare anche le categorie del commercio e del turismo, a stretto contatto ogni giorno con la gente, perché una falla c'è stata nell'ultimo episodio. L'evento che è accaduto ha avuto vari momenti, noi però siamo stati informati solo nel finale, quando tutti i fatti erano accaduti. Se già nell'esempio della mattinata ci fosse arrivato un alert per cui noi potevamo già mettere in campo delle risorse, probabilmente l'evoluzione negativa non ci sarebbe stata. L'obiettivo dunque è creare al più presto una stretta rete di informazioni tra esercenti e forze dell'ordine. Noi naturalmente non chiediamo che altri facciano quello che spetta a noi. Noi siamo demandati dallo Stato a svolgere azioni di sicurezza, però dobbiamo creare delle sensibilità all'interno di chi è preposto invece ad attività commerciali, a creare subito dei sistemi di alert per cui noi siamo informati immediatamente di tutto quello che accade. Gravissimo incidente questo pomeriggio intorno alle 16 a Casale sul Sil. Una ragazzina di 13 anni è stata travolta da un'auto condotta da una 45enne. La piccola si trovava in sella alla sua bicicletta e stava transitando assieme ad un'amica lungo via delle Cave per raggiungere il Grest. Ad un tratto l'impatto violentissimo, la tredicenne è stata sbalzata prima sul parabrezza della vettura e poi a terra. Immediatamente è stato allertato il suo M118, sul posto un'ambulanza e un'automedica. La ragazzina è stata intubata sul posto e trasportata all'ospedale di Treviso in gravissime condizioni. La polizia locale dovrà ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente. Sia la bici che la macchina sono stati posti sotto sequestro. Via Pisa, controlli a tappeto dei vigili urbani questa mattina dopo le ripetute segnalazioni di degrado nell'area del grattacielo. Non solo un problema di rifiuti abbandonati, denuncia il sindaco Conte, secondo cui quella è ormai una bomba sociale. Blitz antidegrado della polizia locale al grattacielo di via Pisa a Santabona. Alle 8 del mattino 3 pattuglie dei vigili urbani coordinate dal comandante Andrea Gallo hanno passato al setaccio l'area intorno all'edificio che ospita un'ottantina di appartamenti, riscontrando la presenza di parecchi rifiuti abbandonati. Sono state le ripetute segnalazioni da parte di cittadini ormai stanchi della situazione a spingere il comune a intervenire, controllati in particolare gli spazi comuni, l'autorimessa, le aree verdi circostanti. Effettivamente è stato rilevato che ci sono in molte aree immondizie e oggetti abbandonati che sicuramente non aiutano a migliorare la situazione. Quindi adesso questo è un primo intervento, ne seguiranno degli altri, faremo delle verifiche anche per quanto riguarda le residenze negli alloggi e prenderemo per mano questa situazione che rischia di diventare una bomba sociale. Via Pisa non è nuova a controlli simili, l'area è monitorata in senso più ampio anche per altre problematiche, a cominciare dallo spaccio di stupefacenti, come conferma lo stesso comandante della polizia locale Gallo. Ma al di là degli episodi di microcriminalità, a rischio ci sono ora servizi minimi essenziali per i residenti, circa 300 persone. Senta, ma il comune cosa può fare? Possiamo intensificare i controlli, come dicevo prima, verificare le residenze, quindi che corrispondano le residenze all'interno degli alloggi come quelle dichiarate e soprattutto sanzionare coloro che sporcano e abbandonano rifiuti attorno all'area circostante. Dopodiché dobbiamo sostenere e aiutare l'amministratore perché è una situazione complicata anche per lui, nel senso che il debito del condominio è importante e quindi si stanno
diventando urgenti degli interventi di messa in sicurezza come quelli degli ascensori piuttosto che l'impianto antincendio, che mette a repentaglio anche l'agibilità dell'intero immobile. Continuiamo con la cronaca. È uscito di casa questa mattina intorno alle 10 per andare a prelevare dei soldi in banca e non è più tornato a casa. L'uomo, Marco Cazziolato, 82 anni, residente a Mogliano Veneto, è stato visto l'ultima volta in una rotonda a Dese mentre stava prendendo aria fuori dall'auto. Poi di lui si sono perse le tracce. L'82enne si trova alla guida di una Fiat appunto grigia con targa AJ998PJ. Chiunque lo avesse visto può contattare i carabinieri di Mogliano. Ed ora la pagina politica. È Lorenzo Fontana, il veronese ministro per la famiglia, il commissario della Lega in Veneto. Andrà a sostituire l'ormai ex segretario veneto del Carroccio, il trevigiano Gian Antonio D'Arè, diventato europarlamentare. L'annuncio oggi di Matteo Salvini: grazie per l'ottimo lavoro fatto sul territorio in questi anni e buona battaglia in Europa. Gian Antonio D'Arè, ha detto Salvini, per confermare una Lega sempre più forte e apprezzata in Veneto è stato scelto come commissario Lorenzo Fontana. A lui e a tutta la sua squadra vanno i migliori auguri di buon lavoro. Autonomia domani, il Consiglio dei Ministri in cui il Premier Conte si è impegnato a portare le istanze del Veneto. Vigilia però movimentata dallo scontro a distanza tra il governatore Zaia e il ministro per il Sud, la grillina Lezzi. Lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sull'autonomia non si placa neppure alla vigilia della seduta di Consiglio dei Ministri in cui il Premier Giuseppe Conte si è impegnato a portare personalmente le istanze di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Le bozze, così come le abbiamo lette, favoriscono 3 regioni e danneggiano tutte le altre, e mica solo quelle del Sud, anche quelle del Nord. L'attacco ennesimo arriva dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi. La Lega chiede la luna e mi domando: vuole davvero l'autonomia o cerca solo un pretesto per farsi dire di no, facendo del Movimento 5 Stelle il suo capro espiatorio? La risposta del governatore Luca Zaia non si fa attendere. Se leggeva il nostro progetto invece di fare dichiarazioni ai giornali avrebbe avuto contezza che la luna non la stiamo chiedendo, magari chiedessimo la luna, chiediamo quello che c'è scritto in Costituzione. Mi grave che lo dica il Ministro, perché il Ministro, se è convinto che una regione chiede la luna in linea con la Costituzione, è meglio che si appresti subito a modificare la Costituzione. Ma a tutt'oggi i grillini non hanno né presentato una modifica della Costituzione in tal senso e né tantomeno presentato a noi cittadini, a voi organi di stampa, la loro proposta di autonomia. Ad oggi esiste solo una proposta di autonomia, la nostra. Zaia passa oltre e guarda a domani come a un momento storico in cui il Consiglio dei Ministri parlerà finalmente di autonomia. Un primo traguardo di un percorso che fin dall'inizio si annunciava accidentato. Io immaginavo un travaglio difficile, del resto si sta verificando, prova ne sia che la prova approvata che è una grande riforma. Penso ci siano tutti i presupposti per decidere, per fare un passo in avanti. L'unica cosa positiva che vedo è che la vocazione che ha deciso di fare a sé il Presidente del Consiglio mi fa ben sperare, perché se anche il Presidente del Consiglio non riesce in questa impresa sarebbe veramente tragico. Veneto determinato a difendere una riforma studiata nei dettagli. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, aggiunge Zaia, senza spingersi a fare previsioni sull'esito della seduta di domani, ma limitandosi a formulare un auspicio. E spererei che quantomeno si approfittasse di mandare avanti una preintesa da mandare in Parlamento per le opportune osservazioni, dopodiché raccogliere le osservazioni e decidere poi di chiudere con un'intesa finale. Questo è quello che ha fatto già un governo, quello del PD, su mia proposta, lo ha fatto per sole 4 materie, poca roba. Questo governo invece ha la possibilità di farlo su 23 materie. Un piano da quasi 20 miliardi di euro per migliorare e ammodernare la mobilità in Veneto è il piano regionale dei trasporti che prevede 110 interventi fino al 2030. 8 obiettivi, 8 strategie, 32 azioni per 110 interventi specifici, ma il piano regionale dei trasporti 2020-2030 del Veneto è anche un piano in fieri, nel quale sono stati lasciati margini per eventuali ritocchi. Il piano prevede tra l'altro il potenziamento delle linee ferroviarie e delle infrastrutture autostradali, oltre al potenziamento del trasporto pubblico locale sia su ferro che su gomma.
Gli interventi che hanno già copertura finanziaria parliamo di 12 miliardi, quelli previsti nel piano sono 12 miliardi su 19, considerate che solo 5 miliardi di quelli che mancano parliamo di alta velocità, parliamo di terza corsia della A13, quindi di interventi importanti, però confidiamo insomma, che tra quello che è di competenza della Regione e quello che è di competenza dello Stato nei prossimi 10 anni questi investimenti ci saranno. Se è difficile immaginare come sarà il Veneto tra 10 anni, nel 2030, rimangono comunque dei punti fermi su cui basare il progetto della mobilità futura. Il Veneto è una regione di scambi e di turismo, quindi questo, per andare avanti su questa strada, che sicuramente sarà ancora percorsa nel 2030, bisogna risolvere il problema dei valichi alpini, in particolare il Brennero, e far entrare il Veneto a pieno titolo nella TAV, nell'alta velocità italiana. Bisogna completare le strade che già si stanno costruendo e soprattutto bisogna, cogliere appieno tutte le opportunità dell'innovazione tecnologica. Tra gli altri obiettivi c'è anche l'arrivo ad un biglietto unico regionale per rendere più facile l'accessibilità al trasporto pubblico, la pedemontana, il collegamento all'aeroporto di Venezia, che è fondamentale per le Olimpiadi del 2026. Ci sono delle priorità, vale a dire delle opere considerate strategiche delle quali non si può fare a meno? Guardi, allora, il Veneto vive di import ed export ed è una regione dove i traffici, soprattutto per le merci, hanno dei numeri veramente importanti. Da questo piano regionale dei trasporti emerge con tutta la sua forza che il Veneto deve essere connesso ai mercati europei e ai mercati internazionali e l'infrastruttura più importante è sicuramente la TAV, cioè il Veneto è praticamente l'unica regione che non è connessa al sistema TAV. Firmato dai capoluoghi veneti un protocollo area per una comune lotta all'inquinamento che deve coinvolgere, dicono, anche i comuni minori. Lotta all'inquinamento dell'aria. Dopo un anno e mezzo di lavoro, gli assessori all'ambiente di 6 dei 7 capoluoghi veneti hanno sottoscritto un protocollo che li impegna a portare avanti azioni comuni, a cominciare dalle ordinanze anti-smog invernali. I comuni fanno dunque massa critica, sanno che unendosi e andando al di là delle rispettive appartenenze politiche possono avere più peso in regione e chiedere che alla battaglia per il miglioramento della qualità dell'aria concorrano anche i comuni minori. Avremo bisogno sicuramente della regione che ci dia un grande supporto per convincere anche i comuni un po' più riottosi a noi vicini per applicare questo tipo di protocollo e quindi andare nella direzione della sostenibilità ambientale e della salute dei propri cittadini. Noi ci crediamo molto in questo, quindi andremo alla Regione, chiederemo un forte aiuto e siamo sicuri, conoscendo quelli che sono gli indirizzi regionali, che otterremo sicuramente un grande supporto dall'assessore e dal governatore. Presenti alla firma, oltre a Treviso, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno, assente è Venezia, ma il lavoro per coinvolgere il capoluogo lagunare proseguirà. Tra le prime iniziative una forte campagna di promozione che coinvolgerà con un premio anche il mondo commerciale, sostenuta economicamente da Unioncamere e Camera di Commercio Treviso-Belluno. Ai negozi dei centri storici verrà chiesto di chiudere le porte per non far funzionare a dismisura caldaie e condizionatori. Un bando di idee per una campagna pubblicitaria positiva per quei negozi che terranno chiuse le loro porte sia d'inverno che d'estate, ed è una sfida questa che lanciamo, una sfida in positivo, perché lo dico ai commercianti, lo dico ai negozi, questo ci chiedono i cittadini, ci chiedono di poter accedere a dei servizi, a dei beni che siano sostenibili. Non è dunque un sacrificio per il mondo produttivo e turistico quello di adeguarsi alla sostenibilità, anzi siamo di fronte a un vero e proprio cambio di mentalità. Vanno in cerca di trovare un brand aziendale che faccia evidenziare che c'è un'azienda che è impegnata nel green, che è impegnata contro l'inquinamento. Direi che al giorno d'oggi questi elementi qui sono quelli che ti fanno vendere di più. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ed ora parliamo della guerra per salvare gli alberi del quartiere di Santa Maria del Rovere. Sabato serata contro il degrado e per ripulire la piazza d'Armi e le vie limitrofe, in attesa del cantiere che farà fognature e sottoservizi in tutta la zona. Un quartiere innamorato dei suoi alberi, datati, alcuni ammalati, invadenti, con rami che arrivano in terrazze e balconi, che lasciano foglie e rametti sulle auto in sosta, ma che sono i loro alberi.
260 contati uno per uno e che nel progetto della Giunta Manildo dovevano essere abbattuti per fare spazio alle fognature e ai sottoservizi non più procrastinabili per questi condomini venuti su un po' alla volta dal dopoguerra in poi. Immediata l'alzata di scudi con blocco del progetto iniziale, cambio di giunta con consiglieri di opposizione che diventano assessori di maggioranza fino ad oggi con l'annuncio. Noi partiremo con l'inizio dei lavori in settembre. Prima abbiamo chiesto che l'impresa aggiudicataria, che ancora adesso non sappiamo chi sia perché è ancora in bando, faccia ancora ulteriori scavi rispetto a quelli che abbiamo fatto noi. Se viene confermato l'andamento che ci ha dato queste soddisfazioni con i nostri 4 scavi, possiamo dire e garantire a tutti che gli alberi saranno effettivamente e sicuramente salvati tutti. La svolta è arrivata con la possibilità di posare le tubazioni in centro alle vie, evitando di tagliare le radici e di conseguenza indebolire gli alberi. Un intervento che permetterà anche di verificare lo stato di salute di questo singolare bosco urbano. Tutti, a prescindere, quelli che sono malati, quelli che sono morenti, quelli che non sopporteranno il carico dinamico. A questo proposito noi abbiamo voluto tutelarci con un nostro agronomo, lo pagherà il comune di Treviso, affinché proprio venga tutelato nella massima correttezza il patrimonio arboreo di quella piazza. Attorno agli alberi saranno costruiti marciapiedi e stalli, seppur in numero minore rispetto ad ora, una scelta che di certo non solleverà contestazioni da parte dei residenti. E per un progetto chiuso, un altro è ancora da portare a compimento. Taglio Est, il Comune di Treviso ha fatto le proprie considerazioni. A che punto siamo? Adesso Veneto Strada deve riunirsi, deve recepire tutte le considerazioni che hanno fatto i singoli comuni e poi ci troveremo quando saranno pronti. Quindi secondo lei si va al prossimo anno? No, il prossimo anno no, assolutamente. Noi probabilmente andremo in settembre a riunirci. Ladri senza scrupoli hanno rubato nell'abitazione di un malato terminale che si trovava in ospedale. Il furto è avvenuto in pieno centro a Revinelago. Il furto di per sé è già un reato odioso, ma quando la vittima è un malato terminale lo è ancora di più. Il colpo è stato messo a segno in pieno centro a Revinelago ai danni di un 60enne gravemente ammalato. L'uomo aveva dovuto ricoverarsi in ospedale perché le sue condizioni erano peggiorate, ma proprio durante questa assenza i ladri hanno agito. Hanno fatto irruzione nell'abitazione ed hanno portato via con tutta calma tutto ciò che aveva un valore. Hanno rovistato in ogni stanza, poi sono usciti rubando anche una motosega ed una valigetta con gli attrezzi da lavoro. Nessuno dei vicini si è accorto dell'incursione dei ladri, nonostante la casa del 60enne si trovi proprio nel cuore del paese. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. La notizia ha fatto subito il giro del paese provocando sdegno e indignazione. Ed ora la crisi di Forza Italia che coinvolge anche gli azzurri veneti e trevigiani con primaria all'orizzonte, ma anche a D pare solo rimandati, sono soprattutto i parlamentari a cercare anche una via veneta al rinnovamento del partito. Forza Italia vuole cambiare pagina, anzi no. Pare questa la situazione del partito dopo il passo di lato di Berlusconi con i maggiori poteri ai coordinatori nazionali, Giovanni Toti per primo. Perché nonostante la decisione del fondatore e leader indiscusso e l'avallo delle primarie, allo stato attuale l'ultima parola su come si trasformerà il partito resta tra Arcore e il romano Palazzo Grazioli. E in queste impasse si trovano anche gli esponenti veneti del partito che, soprattutto dopo le recenti tornate elettorali, guardano con fiducia al cambiamento. Bisogna guardare avanti assolutamente. Il Presidente Berlusconi l'altro ieri, avendo fatto un incontro con tutti i parlamentari, l'ha anche dimostrato, avendo messo 2 persone, Totti e la Carfagna, e anche ora in questo momento stiamo vedendo anche la Gelmini molto molto bene. Credo che si stia superando quell'ostacolo che fin qualche tempo qualcuno pensava che Forza Italia avesse, cioè di rimanere con un vecchio e senza rinnovarsi. Dietro le quinte però si parla di polverizzazione del partito con la corrente del governatore della Liguria pronta a entrare in Lega, mentre ci sarebbero trattative in corso tra la corrente Gelmini e il PD scomodo Carlo Calenda. In mezzo Mara Carfagna che tenta con lo Stato Maggiore forzista di trattenere a sé l'una e l'altra parte. Il Veneto col nostro coordinatore Beldinelli sta puntando molto molto in alto, credo che lui soprattutto stia dando una vera energia a questo partito, a questo Forza Italia. Tutto però adesso bisogna vedere a livello romano cosa si decide. E qui l'onorevole Baratto paventa una via veneta di Forza Italia, ovvero l'embrione di un partito territoriale sul modello trentino che porti avanti le istanze dei veneti. Non a caso Baratto incalza la nomenclatura milanese romana.
Io credo che bisogna andare in mezzo alla gente, frequentare i territori come Forza Italia ha sempre fatto, ma soprattutto lo fa a livello veneto, a livello trevigiano, questo sia davvero il modo per rilanciare questo grande partito. A Vedelago è iniziata l'estate musicale, una serie di concerti e di iniziative nei posti più suggestivi del comune. La musica e la natura, un binomio davvero unico. Sabato mattina a Vedelago, lungo le sorgenti del Sile, un concerto sinfonico diretto dal maestro Diego Basso. Ma questa sarà un'estate davvero all'insegna della musica. Il 3 luglio parliamo della Luna, sono tutti brani che hanno nel titolo il nome Luna. Fatti in una versione swing con un'orchestra giovanile di ragazzi dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, quello che hanno fatto anche Sanremo Young quest'anno su Rai 1. Insomma, sarà un momento molto molto particolare e rivisti, tutti i brani anche pop sono rivisti in forma jazz. Dalle montagne alle valli fino alle rive del Sile, concerti da non perdere, quelli che uniscono magia ed emozioni. Siamo stati l'anno scorso al Monte Grappa a 2000 metri con l'orchestra, le sorgenti del Sile adesso, ma andremo il 10 agosto, andremo a Falcade a 2000 metri ancora con l'orchestra, quindi l'orchestra che va in mezzo alla natura per parlare di natura, perché la musica è sempre armonia con la natura. Un calendario ricco di appuntamenti che riuscirà ad accontentare anche i giovani. Il 7 luglio faremo un concerto in piazza di Vedelago con un'orchestra molto particolare, composta da giovanissimi allievi che faranno un repertorio prettamente pop e rock. Non solo, molte le iniziative, spiega l'assessore alla cultura. Noi continuiamo con il Sile Jazz a Vedelago, siamo all'8ª edizione, Vedelago ha aderito dal 2011. Quest'anno invece abbiamo il Fabio Giacchino Trio in una bellissima location ad Alvaredo, Villa Grimani Morosini Gatterburg. Un'estate dove la musica farà conoscere anche i posti più suggestivi di questo comune. Siamo ora alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci disagi e noi interveremo, lo potete fare via sms e via WhatsApp al 351 1755 340 oppure con una mail a redazione @antena3.it oppure con un messaggio alla segreteria allo 0422 02 30 898. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospite in studio Roberto Marcato, assessore regionale della Lega. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. Tempo sempre in prevalenza buono nella giornata di mercoledì 3 luglio, tuttavia con una variabilità che interesserà soprattutto l'arco alpino. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato al mattino, dalle ore pomeridiane invece non si esclude qualche temporale anche violento sui rilievi in locale estensione alle aree pianeggianti causato dallo scontro tra l'aria calda e le correnti più fresche. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 33 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà protagonista e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione a qualche rovescio anche intenso sui settori montuosi a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime comprese invece tra 29 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni localmente instabili con occasionali passaggi temporaleschi alternati comunque a fasi più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime in calo sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.